Salve a tutti amici scacchisti, rieccomi sul canale di Matto Scacco con una nuova partita per voi. Scusate il periodo d'assenza, ma sono stato impegnato tra i vari i tornei, impegni agonistici e anche un po' di influenza, onestamente, che questo tempo non sta aiutando. Sono tornato con una partita molto interessante, giocata nel nostro circolo, nel torneo interno. La partita appartiene all'ultimo turno, nel quale si sono affrontati con i pezzi bianchi Gianmaria Gonzini, candidato maestro, e con i pezzi neri Romolo Galdieri, una seconda nazionale. La partita è molto interessante, al di là del gioco d'attacco del bianco, è molto interessante la scelta dell'apertura, un gambetto non frequentissimo, anzi direi abbastanza raro, gambetto Lee Sitzin, che è un gambetto che si può adottare con una precisa sequenza di mosse contro la difesa olandese. Iniziamo subito perché voglio portarvi questa partita e voglio farvi vedere cosa è successo sulle 64 caselle. Cavallo F3, F5, appunto un tentativo del nero di impostare la difesa olandese. E4, subito il bianco si oppone, dice no, non va bene. Un po' nello stile del Budapest, del gambetto di Budapest, il bianco cede un pedone in cambio di attività. Ma non è solo questo il concetto di questo gambetto. Nell'apertura il nero sceglie di impostare questa difesa olandese e come sappiamo la difesa olandese è una difesa molto tagliente, ma anche diciamo a doppio taglio. Il re viene subito indebolito dalle fasi iniziali della partita, specialmente in special modo le case chiare. Il bianco quindi va subito a reagire sulle case chiare. L'idea del gambetto è che ovviamente se si prendesse il pedone in E4, allora cavallo G5, minacciando comunque di riprendere il pedone E4. Se cavallo F6 per difendere, allora D3. Si dà un secondo pedone per continuare ad attivare pezzi sulle case chiare. Ovviamente se ci fosse la presa in D3 seguirebbe alfiere per D3 e già stiamo minacciando cose. Stiamo minacciando per esempio cavallo H7 o anche alfiere per H7. La minaccia è che se per esempio facesse una mossa idiota al nero come H6 ovviamente seguirebbe alfiere G6 matto, no? Quindi a qualsiasi altra mossa, per esempio cavallo C6, potrebbe semplicemente seguire per esempio cavallo H7, per esempio. Il cavallo non si può toccare per via del matto, quindi è una posizione molto delicata e bisogna stare attenti a non avventurarsi in queste linee, in queste varianti senza avere un minimo di conoscenza, che è quello che fa il nero. Ma come accade molto spesso nel tentativo di evitare la teoria, di evitare le strade più battute e quindi di cadere in sorprese, si cade comunque in posizioni inferiori. Il nero gioca a D6 rifiutando il gambetto, ma vediamo che di fatto la situazione sulla scacchiera non cambia, a differenza che non si ha il pedone in più, perché dopo E per F5, alfiere per F5, il bianco gioca questa mossa molto originale, un po' lontana dai canoni standard che spesso ci sentiamo ripetere, no? Dai giocatori più forti che ci dicono non muovere un pezzo 2 volte in apertura e bla 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 bla. Queste cose vanno prese un pochino con le pinze, non sono dei dati oggettivi, o di oggettivo a scacchi c'è la posizione che abbiamo davanti e la posizione ci suggerisce che il nero ha mosso i pedoni F e il pedone D, pertanto sono presenti delle debolezze sulle case chiare irreparabili, non si può rimediare a queste debolezze qua perché i pedoni non possono tornare indietro. Quindi il bianco giustamente preme subito contro le case, sulle case chiare con questa mossa originale che è cavallo H4. Una mossa che se la vedesse Tarrasch molto probabilmente gli verrebbero le convulsioni. Però è una mossa molto interessante e molto forte a mio modo di vedere, perché comunque concettualmente il bianco è nel giusto, sta attaccando il difensore delle case chiare, sta attaccando case chiare e sta diciamo punendo il nero che le ha indebolite. Quindi tutto rispetto per questa mossa, no? Alfiere 6, se può essere per voi strano il cavallo in H4, ditemi voi se non è strano l'alfiere in E6. E molto presto vedremo che infatti andrà in difficoltà. D4, cerchiamo di prendere spazio e stiamo minacciando D5. C6 per cercare di opporsi alla minaccia di D5. Alfiere D3.
si iniziano ad attivare i pezzi sulle case chiare, specialmente sul lato di re, no? Che risulta maggiormente indebolito, e soprattutto si possono apportare minacce molto più forti, proprio perché sono contro il re, no? Cavallo F6 per cercare di tamponare un po' questa situazione sulle case chiare, quindi difendendo gli ingressi in H5, difendendo la spinta in D5. C4, cavallo BD7. Questa mossa, a mio modo di vedere, già è un po' strana, non strana, ma credo che probabilmente ci fossero altre priorità nella posizione, perché probabilmente era da preparare l'arrocco lungo, ma con un cavallo A6 probabilmente, donna C7 per cercare di farlo il prima possibile. In questo modo qua la posizione del nero è un po' soffocata, rischierà di perdere alcuni tempi per finire lo sviluppo, tempi che il bianco ovviamente sfrutta per attivare i suoi pezzi leggeri e cercare di iniziare a guadagnare spazio e a portare minacce abbastanza serie, no? Facendo leva sul suo vantaggio di spazio e sulla posizione, se vogliamo, goffa dei pezzi del nero. Donna E2, attacchiamo subito l'alfiere in E6. Alfiere G4. Si stanno concedendo troppi tempi al bianco, che sta giocando anche molto preciso, a dire il vero. F3 è ovvia che sia così. Alfiere H5, G4, continuiamo a guadagnare spazio e stiamo obbligando comunque il nero a muovere più volte gli stessi pezzi, mentre la posizione del bianco però sta cambiando. Cioè di fatto la posizione del nero è più o meno quella. E in realtà la posizione del bianco sta cambiando e anche a un ritmo abbastanza rapido. Questo ci fa capire che a breve i pezzi scordinati del nero non saranno in grado di difendere le molteplici minacce del bianco. Alfiere F7, cavallo C3, donna C7. Ovviamente il nero cerca di preparare l'arrocco lungo, perché arroccare corto sarebbe un suicidio. Alfiere E3, ovviamente proprio in prospettiva dell'arrocco lungo il bianco inizia a puntare questi fantastici alfieri sul lato di donna. Arrocco lungo, arrocco corto, non c'è nulla da temere per questo arrocco, diciamo, moderno, no? Perché comunque il nero è troppo in ritardo di sviluppo, i pezzi sono ancora a casa e non si vede modo di aprire linee per sferrare un attacco contro il re bianco, che è molto al sicuro. A preoccuparsi invece dovrebbe essere il nero, che a questo punto, questa leva, la leva sarebbe questa, no? Il punto dove le due strutture di pedoni entrano in contatto, quindi probabilmente una B4, B5 già sarebbe una cosa preoccupante per il nero, che o si fa prendere il pedone e permette l'apertura della colonna B, che non è sicuramente una cosa piacevole, oppure dovrà prendere lui o spingere, che sono entrambe due soluzioni che non fa piacere sicuramente prendere, perché stiamo rinunciando a questa solida struttura, la stiamo aprendo e quindi stiamo favorendo sicuramente l'ingresso dei pezzi avversari. E6, G5, il bianco inizia subito a premere contro i pezzi scordinati per scordinarli ancora di più, fondamentalmente, così che non sia possibile generare una qualche difesa, no? Coordinarli per una difesa. Cavallo H5, F4, G6, B4. Il bianco, giustamente in presenza di arrocchi eterogenei, posizione cercata dal bianco, perché il bianco era liberissimo di arroccare lungo e giocarsi una partita tranquilla, però giustamente si è visto in vantaggio di sviluppo, ha visto le molteplici debolezze presenti nel campo avversario e quindi l'impossibilità dei pezzi, ripeto questo concetto perché è molto importante, dei pezzi scordinati, un ritardo di sviluppo fa sì che i pezzi non siano in grado di venirci incontro, quindi di attaccarci, ma non riescono a svolgere nemmeno delle mansioni difensive decenti, efficaci. Quindi è corretto che il bianco cerchi gli arrocchi eterogenei per poter lanciare pedoni, pezzi e tutto ciò che ha in mano contro il re avversario. B4 è una mossa molto forte, prepara la rottura in B5 eventualmente, o comunque
prende spazio e favorisce sicuramente il proprio gioco di pezzi, mettendo un po' il bastone tra le ruote in quello avversario. Alfiere G7, l'alfiere si attiva nella diagonale migliore, ovviamente va a premere raggi X sulla torre di A1 e impedisce ogni spinta del pedone D, no? Che lascerebbe il cavallo, il ciucciarello in C3 in presa. Torre a C1, si difende il cavallo e ci si toglie dall'inchiodatura, l'attacco a raggi X dell'alfiere, mentre si prepara un bel tatticismo. Questo, cavallo B5. È ovvio che il cavallo è tabù, cioè non si può prendere questo cavallo, pena niente, si dovrebbe restituire il cavallo, perché dopo C per B5 la torre inchioda la donna sul re. Pertanto, per non perdere la donna, l'unica mossa è giocare cavallo C5 e restituire il pezzo, ma questo porterebbe a una posizione abbastanza catastrofica per il nero, perché quando noi andiamo a prendere per esempio con D per C5 dobbiamo chiudere le linee obbligatoriamente con il nero con D5. Questo ci lascia una bella debolezza in E5 scusate, in E5 e si sta preparando anche B6, una bella spinta di rottura che va ad aprire ancora linee. Ovviamente dopo per esempio donna B8 seguirebbe per esempio C6 e abbiamo completamente aperto la posizione del nero. Questa posizione è disastrosa. Questo è il motivo per il quale il cavallo ovviamente non si può catturare. Il nero giustamente non lo prende e va in B8, mossa unica. D5 si attacca l'arrocco avversario sul punto C6 con questo pedone, mentre si apre anche questa strada dell'alfiere in A7 che, coordinato insieme al cavallo, stanno agendo su praticamente tutto l'arrocco dell'avversario. Si sta creando una situazione veramente sgradevole attorno al re. C5, ovviamente il nero sceglie di chiudere le linee, evitare l'apertura di linee per rallentare questo attacco del bianco, e qui il bianco sceglie di prendere in C5. Probabilmente un'idea migliore o più efficace, sicuramente più rapida, poteva essere la presa in E6, perché dopo per esempio pedone per E6 non si vede niente di meglio che alfiere per E6. Questo alfiere è sospeso, quindi potrebbe essere un tema tattico. Ora era interessante giocare pedone per C5, perché adesso il nero è obbligato a rispondere con pedone per C5, con pedone per C5, dico bene, perché ovviamente se cavallo per, allora alfiere per C5 e ho preso un pezzo in C5 mentre sto anche attaccando l'alfiere in E6. Quindi, essendo forzata la presa di pedone, stiamo ancora aprendo anche la colonna D verso il avversario, che notate è sempre messo peggio. Si sta minacciando anche F5 e comunque è una brutta posizione sicuramente, no? Comunque questa era semplicemente un'altra possibilità. Il bianco sceglie di giocare B per C5, cavallo per C5, a questo punto pedone in E6 e cavallo per E6. Cade il pedone di A7 ovviamente, alfiere per A7, donna A8, guardate la donna in stallo. Donna G4, forse era interessante anche F5 subito al posto di donna G4, però donna G4 anche ha la sua buona dose di veleno, no? Stiamo inchiodando questo cavallo sul re, stiamo anche in qualche modo portando il re allo scoperto e quindi stiamo mettendo seriamente a rischio, no? La sua incolumità. Re D7, F5, B6. A questo punto il bianco, piuttosto che prendere un pezzo, continua a portare pezzi in gioco, che è il modo giusto di interpretare la partita. Molto spesso ci lasciamo ingannare da piccoli momenti nella partita dove è possibile andare a un guadagno materiale. Di solito quando guadagniamo materiale
in qualche modo stiamo perdendo del tempo. Quando siamo in attacco, il tempo è un fattore importantissimo. Figuratevi che sacrifichiamo materiale per ottenere del tempo. Immaginate quindi che cosa vuol dire quando abbiamo la possibilità di, come in questo caso con alfiere E4, di guadagnare dei tempi e ci accontentiamo semplicemente di prendere del materiale. Stiamo un po' andando contro la logica delle cose. Il bianco quindi rifiuta la variante di F per E6, perché dopo la ripresa d'alfiere, è vero che guadagna un pezzo, ma dopo la ripresa d'alfiere, l'alfiere attacca la donna. E quindi si deve perdere un tempo ritirandosi e probabilmente il nero starà malissimo, ma avrà modo di riuscire a coordinare un minimo i suoi pezzi in difesa. Invece il bianco gioca preciso con alfiere E4, guadagnando un tempo sulla donna e migliorando sicuramente la posizione del suo alfiere. Forza donna C8 e a questo punto alfiere per B6. Quindi ancora una volta il bianco sceglie di non prendere il cavallo in E6, ma sceglie di far tornare in gioco un suo pezzo che era momentaneamente rimasto fuori dal gioco in A7. Cavallo C5, torre D1, una mossa precisa perché comunque stiamo attivando tutti i pezzi, il bianco ha attivato tutti i pezzi, la torre sta picchiando in D6 con l'aiuto del cavallo, l'alfiere picchia la torre in D8, la donna agisce a raggi X sul re nemico, il pedone F5 è pronto a dare una scoperta eventualmente con F6 in qualche linea o molto più semplicemente con F per G6. Il cavallo potrebbe entrare rapidamente in gioco con cavallo F5, la torre anche sta agendo e sta andando manforte sulla colonna F, e l'alfiere ha una posizione molto elastica perché può andarsi sia su questa diagonale a dare contributo, diciamo così, alla donna bianca per attaccare le case bianche di qui, mentre sta anche togliendo questa casa di fuga al re avversario, no? Quindi agendo su questa diagonale qua va a togliere questa casa di fuga. Si sta piano piano creando una gabbia di matto, no? Attorno al re. Alfiere F6 per difendere ovviamente il punto D6 indifeso. Alfiere D5, probabilmente sarebbe stato meglio subito un cavallo F3 ad esempio, che con la minaccia di cavallo per E5, notate che il pedone D è inchiodato perché per la presenza della torre in D1, avrebbe dato comunque seri problemi al nero. Di fatto, cioè, dove va? Cioè, il re si dovrebbe togliere o si dovrebbe spostare l'alfiere. L'alfiere non si può spostare perché altrimenti la torre entra in D6, quindi diciamo che l'altra mossa sarebbe togliere il re, ma dove lo mettiamo? Veramente diventa una posizione molto complicata. Alfiere E5 abbiamo detto, il bianco gioca la seppur buona, il vantaggio del bianco ormai è decisivo, quindi diciamo che una mossa vale l'altra. Parliamo di mosse precise per capire anche la logica che sta dietro alle manovre di attacco. Alfiere D5, il nero cambia l'alfiere, torre per D5 e questa torre adesso diventa veramente un problema per il nero. Re in E8, alfiere per C5. La torre sta difendendo la casa C5, quindi la donna non può riprendere. Essendo obbligata alla presa di pedone, ci fa capire che cadrebbe anche l'alfiere in E5. Quindi diciamo che il pedone D6 è sovraccarico. Questo fa sì che si possa guadagnare un pezzo. Cavallo F4, ormai il nero è arrivato. Torre per E5, il bianco si avvede comunque di un finale nettamente superiore e quindi decide di non complicare più. Io ero presente durante la partita, mi ricordo che questa comunque era una fase di gioco nella quale il bianco si trovava in forte Zeitnot, quindi diciamo a corto di tempo, e fa secondo me una scelta che a livello pratico è molto coerente, molto logica, che è quello di ridurre al minimo il materiale sulla scacchiera, restando comunque in vantaggio, per evitare di dover calcolare troppo o per evitare di perdersi qualcosa per strada e di subire magari un controgioco inaspettato. Alfiere per F8, ci riprendiamo la qualità sacrificata, ne sacrifichiamo un'altra perché tanto le regalano le qualità,
Donna per F4, torre D1 scacco, e questa posizione è molto più brutta per il nero di quello che può sembrare. Al re bianco è sufficiente avvicinarsi alla torre di E2 di D1 con re E2 per lasciare completamente privo di difese il re nero, che verrà mattato a breve. La torre si ritira ovviamente perché si trova in presa in D1, e adesso arriva F per G6 che forza lo scacco matto. Ovunque vada il re nero prenderà matto. In partita si è giocata re E8 e dopo donna per F7 e scacco matto. È ovvio che nell'eventualità di re in E7 non cambia niente, perché dopo donna F7 il cavallo sta controllando la casa D6 di fuga, mentre la torre sta togliendo quella in D8, per cui è scacco matto ugualmente. E nell'eventualità che il re avesse deciso di intraprendere altre strade, quindi o G7 o G8, e vi assicuro che è indifferente, seguirebbe comunque donna F7 scacco, unica mossa re in H8 e artistico G7 matto. Ok, i miei complimenti al candidato maestro Gianmaria Conzini, che con questa bella partita si è aggiudicato il premio di bellezza del torneo, oltre che il torneo stesso, arrivando primo, classificandosi primo con un ottimo punteggio. E complimenti anche al suo avversario, un amico, Romolo Caldieri, che ormai inossidabile, superata la sessantina, continua ancora a spremere i più giovani. Spero che la partita vi sia piaciuta. Mi auguro che qualcuno di voi, ispirato un po' da questa partita, inizi a giocare questo gambetto molto interessante. Non so quanti di voi giochino cavallo F3 alla prima mossa, però quando vi tocca giocare contro la difesa olandese, che può sembrare un'apertura dubbia ma è molto tagliente ed è pericolosa, avere un'arma del genere comunque anche psicologicamente è molto importante, perché va a spiazzare un avversario che voleva impostare una partita sicuramente molto aggressiva e molto sicuramente dinamica, molto tagliente. Andargli a fare un gambetto è proprio, secondo me, il modo migliore psicologicamente per rispondere a un giocatore aggressivo. Ragazzi, senza nient'altro da aggiungere, vi ringrazio. Ricordate che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo ovviamente schiacciando il bottone dell'iscrizione e attivando sicuramente la campanellina che vi avviserà di ogni nuovo contenuto sul canale di Matto Scacco. Senza nient'altro da aggiungere, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo al prossimo. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!